Zelkor presenta Eclissi, letto da Audiolibri La locanda della tormenta. Buon ascolto. Il rimbombo della porta che sbatteva ancora non si era spento che già il vescovo aveva percorso metà della ripida scalinata che risaliva verso la cima della torre, avvitandosi al pilone centrale come un serpente di pietra. Il suo ansare si spezzava in tante eco, simili agli ansiti osceni di spiriti maligni. Il dondolio della lanterna che reggeva in mano creava un sinistro sciabordio di luci e di ombre sui gradini e sulle pareti umide foderate di muschio. Sotto l'altro braccio stringeva un sacco dal quale esalava un odore fetido come di carne marcia. L'impeto con il quale spalancò la piccola porta in cima alle scale fece strillare i cardini come i prigionieri torturati nelle celle. Un nugolo di pipistrelli si involò tra le travi che si incrociavano sul soffitto, infilandosi nei pertugi, osservando con occhi ansiosi i movimenti pieni di rabbia del loro disturbatore. Il sacco cadde sul pavimento, spargendo una nube di polvere. La lanterna, posata anch'essa, illuminava dal basso il viso dell'uomo, un viso trasfigurato da una pazzia, da un odio e da una disperazione tanto diabolici che persino Satana stesso non ne avrebbe tollerato la vista. In piedi, in quella piccola, fredda stanza, il vescovo ansimava e il suo respiro, entrando e uscendo dalle labbra contratte, provocava un suono raggelante, lo strisciare di una serpe sulla sabbia. Erano passati anni da quando era entrato lì l'ultima volta. Era il suo Eden oscuro, il luogo più segreto e pericoloso di Aghillon. Fece scivolare il suo sguardo eccitato dalla rabbia sugli scaffali di pietra, ammirando le coste polverose di libri che né topi né muffe osavano intaccare, tanto erano orribili le scritture contenute in quelle loro sacrileghe pagine. Anche possedere uno soltanto di quei volumi o averlo letto, persino averne unicamente sentito parlare, poteva significare la condanna al rogo, e il suo status di vescovo non avrebbe in qualche modo commutato quella pena in qualcosa di più lieve. Ragion per cui era sempre molto cauto nell'attraversare la porta segreta fin sulla cima della torre. Da fuori il borbottio avvattato di un tuono lontano lo riscosse. Doveva agire, non c'era tempo da perdere. Attraverso gli interstizi tra le travi e i blocchi di pietra la grigia luce del giorno creava lame che si intersecavano nell'aria, incrociandosi in forme misteriose. Tra poco l'ombra le avrebbe spente. Allentò i lacci del sacco, storcendo il naso per l'effluvio dolciastro che ne emerse. Prima di afferrarlo per il fondo e capovolgerlo, dandogli qualche scossone, con un suono molle e flaccido ne rotolò fuori un fagotto informe. Una pelle appena scuoiata, ancora lorda di sangue. L'ultimo elemento che gli occorreva. Andò agli scaffali, dai quali estrasse il tomo più orribile di tutti. Lo spalancò e trasalì, quasi lasciandolo sfuggire di mano. Le pagine avevano sospirato in lingue strane, sussurranti, e per un attimo, in quella penombra incerta, gli era parso che le tremende illustrazioni si fossero agitate come pesci demoniaci in uno stagno. La paura sbocciò nel suo cuore, ma altri sentimenti ben più intensi la fecero appassire. Niente, neanche le tenebrose maledizioni di quell'esecrabile almanacco arabo lo avrebbe fatto desistere. Seguendo le istruzioni riportate nel tomo, usò un gesso per tracciare un ampio cerchio sul pavimento di pietra, decorandone la circonferenza con vari simboli arcani. La sua mano era ferma e sicura, mentre il suo cuore era un ribollente gorgoglio d'emozioni sconvolgenti. Le pupille erano ridotte a un minuscolo ghiaietto scintillante che si smarriva nell'azzurro dei suoi occhi, simili a naufraghi in un oceano malvagio e impazzito. Tracciò 2 grandi linee che si incrociavano al centro del cerchio. Sull'estremità di quella verticale pose una pepita d'oro contrassegnata con il simbolo astrologico del sole. Sull'estremità della linea orizzontale, invece, pose una pepita d'argento unita al simbolo della luna. Sopra la torre, come la voce di Dio, il tuono fece udire ancora il suo monito. Il vescovo alzò gli occhi fremendo. No, non si sarebbe fatto distogliere. Quanto a lungo aveva pregato affinché il suo desiderio si esaudisse. Dal cielo non c'erano state voci allora. Le statue di gesso e di pietra erano rimaste mute,
i digiuni, gli ex voto, i castighi corporali, i pellegrini che aveva inviato invece su a Roma, a Gerusalemme, a Santiago de Compostela. Tutto vano. Se il cielo non gli avesse dato udienza, avrebbe chiesto aiuto agli inferi. Prese la pelle di lupo, incurante del sangue che gli imbrattava le lunghe dita, e la depositò nel cerchio, in uno dei quarti formati dalle due linee. Da una cassetta d'avorio estrasse il corpo di un falco pellegrino, accarezzandone con le mani le piume lisce e le ali affusolate che un tempo avevano fatto breccia nei venti. Lo depositò in un altro quarto del cerchio. Raggiunse un baule, ne sollevò il coperchio borchiato e ne tirò fuori un mantello ampio, nero e logoro, un indumento da viaggio che doveva aver coperto spalle ampie durante le notti gelide. L'odio esondò dal cuore malato del vescovo. Scagliò il mantello contro la parete. Vi montò sopra con impeto, desiderando di avere sotto i piedi non un panno di lana, ma il cavaliere al quale era appartenuto, l'odiato rivale, l'uomo che detestava di più al mondo e al quale augurava tutti i tormenti possibili. Bramò di sentirne i pianti, le suppliche e i lamenti, soffocati dal suono di ossa spezzate e di carne maciullata, fino a che, ansimante e quasi più senza forze, si arrestò. Trascinò il mantello stropicciato e impolverato fino al cerchio e lo lasciò cadere con una smorfia d'ira nel terzo spazio prima di tornare al baule. Vi affondò le mani con un gesto lento, quasi liturgico, un amore che non aveva mai mostrato neanche quando consacrava le ostie per la messa. Con dolcezza, alzandosi, portò con sé un abito femminile. Tornò al cerchio e si genuflesse. La sua espressione adesso era distesa. Immerse il volto in quella stoffa morbida e fresca, inspirando profondamente. Eccolo, il suo profumo, il suo aroma più dolce del miele, a cui il confronto, il sentore dei fiori sembrava quello del letame. Dorate immagini gli lenirono la mente torturata. La visione di lei a passeggio nei cortili interni, sotto una pioggia di petali di ciliegio, il sole della primavera che le decorava la sagoma angelica. 2 lacrime scesero giù dalle palpebre chiuse del vescovo, mentre rievocava quella donna, rivedendo i suoi occhi di colomba, la pelle del più fine alabastro, i capelli lucenti come spighe d'orzo sfiorate dall'aurora. Un fremito emerse dal profondo del suo corpo, crescendo, diventando un tremore forte, cocente e incontrollabile. Le dita si contrassero nella stoffa, la strinsero come lo sparviero stringe l'allodola. Quanta crudeltà in una persona tanto bella, pensò. Rigettare così il suo amore, respingerlo brutalmente. Aveva ignorato le sue lettere, rifiutato le poesie che lui, ispirato dalla passione travolgente che nutriva nei suoi confronti, le aveva dedicato. Si era concessa al cavaliere, invece. Le dita del vescovo lacerarono la seta dell'abito, allontanandoselo dal viso quasi che scottasse. Se non avesse potuto averla lui, nessun uomo l'avrebbe avuta mai. Depositò il vestito nell'ultimo quarto vuoto del cerchio, prima di alzarsi in piedi, il libro aperto davanti a sé, in un'orribile parodia di messa. Le parole sul foglio di pelle umana lo invitavano, suadenti, a declamarle, a sfogare la sua furia, a distruggere coloro che lo avevano fatto soffrire. Iniziò a leggere a voce alta e ogni sillaba era un veleno sparso nell'aria. I pipistrelli, sconvolti, presero a svolazzare impazziti attorno alla sua testa, mentre la fiamma dentro la lanterna cominciò ad agitare e sfrigolare, generando ombre sinistre e striscianti sulle pareti. Una di queste scivolò alle spalle del vescovo. La sua mano oscura gli risalì il fianco, le lunghe dita acuminate che si aprivano lentamente in un ventaglio di lame. Fuori dal palazzo, la gente della città aveva interrotto le proprie faccende. I bambini terrorizzati erano corsi a cercare conforto dalle proprie madri e le mogli, con gli occhi pieni di lacrime e le labbra grondanti di preghiere, si erano strette al fianco dei mariti. In alto, tra le nubi cineree che si sfilacciavano nel vento freddo, stava accadendo qualcosa di diabolico. La luce si smorzava. Un'ombra avanzava lenta ma sicura sul sole, sovrapponendosi al suo globo luminoso, del quale entro breve non restò che una sottile e spettrale corona di fiamme rossastre.
Il vescovo non vide il sole farsi buio e il giorno piombare in una prematura notte. Era obnubilato dal rito, a malapena consapevole del tono cavernoso e inumano che la sua voce aveva assunto, come se a parlare non fosse lui, ma qualcosa di mostruoso, la stessa cosa ombra che aveva posato la mano sopra il suo cuore, iniziando a stringerlo fra le dita terribili. Perle di sudore luccicavano sulla fronte del vescovo. Le sue labbra pallide si contorcevano su parole antiche, malevole. Sentiva crescersi la morsa attorno al cuore, ma questo non lo indusse a fermarsi. Era un dolore che pagava volentieri, qualsiasi cosa, pur di dannare la donna che l'aveva rifiutato e l'uomo che gli aveva portato via il suo unico amore. La mano ombra gli si serrò sul petto, trapassandogli il cuore, e il vescovo gettò la testa all'indietro, urlando, e nel suo urlo si mescolarono altre due voci. Lo strillo acuto e argenteo di una donna che si assottigliava fino a diventare lo stridere di un falco e il grido possente di un uomo che si distorceva nel malinconico lamento di un lupo. Cadde al suolo boccheggiando. Un dolore sordo che gli pulsava nel petto, mentre l'energia accumulata durante il rituale evaporava attorno a lui, facendo svanire le ombre mostruose. Ansimando si premette il palmo sopra il cuore e trasalì, quando non ne avvertì il battito. Sospirò nel percepirne lo sfarfallio sotto la carne, anche se aveva qualcosa di diverso, al pari di un rumore che si ode in lontananza, spegnendosi. Dagli interstizi, una luce smorta tornava a farsi strada, segno che l'eclissi si stava concludendo, liberando nuovamente il sole. Il vescovo tornò in piedi, avvertendo il tumulto delle proprie emozioni acquietarsi, lasciando posto al solito atteggiamento algido e inamovibile. L'incantesimo era stato scagliato. Un lieve sorriso sadico gli increspò le labbra severe. Pensò alla dama e al cavaliere, sempre insieme, eternamente divisi, finché il sole sorgerà e tramonterà, finché ci saranno il giorno e la notte. Fine.